Allora, Presidente, lo stalking, che è un'altra introduzione abbastanza recente, che però dà un margine, diciamo, maggiore di intervento, di tutela per le persone, non solo donne a questo punto. Sì, lo stalking è per chi non lo sa, sarebbero atti persecutori e sono un'altra forma di violenza che può essere perpetrata non, in questo caso, fino adesso abbiamo parlato di violenza domestica fatta da partner, questi partner o comunque persone conosciute alla vittima. In questo caso possono essere invece lo stalking, l'atto persecutorio può essere invece fatto da una persona che la vittima addirittura magari non conosce, non ha mai visto e quindi mi viene in mente la storia di un professionista, di una professionista che si era rivolta a noi perché era molto preoccupata, era proprio, come si può dire, eh, demolita sotto profilo psicologico, per usare una frase a senso, proprio la demolizione della persona, perché questa veniva sempre, si trovava sempre ogni mattina sulla macchina una rosa rossa, frasi e commenti o bigliettini, scusa, molto d'amore fatti da uno sconosciuto, email da un'email inventata che arrivavano sulla sua casella di posta elettronica dove trovava sempre dei messaggi, tra l'altro da cabine telefoniche invece quelle che una volta avevano le tastierine, si trovava sul suo SMS sempre d'amore sul suo cellulare e non sapeva chi era questa persona, però era una persona che conosceva bene, che conosceva bene le abitudini della sua vittima, perché quando mandava il messaggio diceva sempre oggi sei vestita con il golfino rosso e Quindi le si scarpe, sentiva anche quindi vuol dire che controllata, si insomma. sentiva osservata e questo aveva portato questa persona a dover cambiare le proprie abitudini di vita, gli orari, le frequentazioni, perché poi questo diceva ti sto vedendo che stai entrando in palestra, oggi hai fatto tardi al lavoro perché sei rientrata tardi a casa e questo non riusciva a capire ma come fa questa persona a sapere le mie abitudini, vuol dire che mi sta pedinando, allora ha dovuto cambiare le abitudini di vita, questo aveva un compagno, ha incominciato il compagno dopo a sospettare e dire ma chi è questo qua che ti manda questi messaggi, quindi ha avuto anche dei problemi a livello poi relazionale col proprio Certo. partner. Ecco, questi sono gli atti persecutori dove possono essere appunto fatti non soltanto dall'ex partner o da chi non accetta la chiusura di un rapporto sentimentale, insomma che può essere appunto il marito, l'ex marito, quant'altro, ma anche di uno sconosciuto. E questi sono comportamenti, come dice appunto la legge stessa, che portano ad uno stato di prostrazione psicologica e oltre che di paura, che ti fanno cambiare completamente le tue regole di vita. In questo caso noi per esempio queste persone che si rivolgono al centro diamo dei consigli che sono dei consigli basilari, che poi sono gli stessi consigli che danno le forze dell'ordine che hanno bisogno per aiutare e sostenere queste vittime, che è quelle di non dar mai corda al proprio stalker, cioè cosa vuol dire? Se ti manda un messaggio qualcuno non incominciare a dire ma chi sei, oppure dai per piacere mi fai paura, non seguirmi, perché questo vuol dire Creare dare filo, interazione, dare corda esatto. e creare interazione col proprio stalker che poi ne trae anche un giovamento psicologico a sapere di aver indotto la persona in uno stato di paura e Ah di beh, ansia, certo. chiaramente. E quindi il primo consiglio è quello di non dare mai corda al proprio stalker, è quello di sempre di segnare su un taccuino, su un proprio diario, tutti gli episodi, i fatti che avvengono, perché questo serviranno poi, ce lo dicono le forze dell'ordine, a loro per ricostruire magari un certo tipo di dinamica, di non cancellare i messaggi sul telefonino, ma fare dei backup e salvarli e custodirli, non cancellarli perché che maledetto mi ha disturbato. Invece questo servono sempre per ricostruire le dinamiche e le forze dell'ordine, farsi accompagnare, cambiare spesso strada o piuttosto che abitudini, condividere con le persone più vicine e care quello che sta accadendo e non far sì come lo stalker vorrebbe fare, isolare la preda, no? Certo, Quindi sì, sì. tenerla in un angolo e poi usarla a suo piacimento e quindi condividere con altre persone invece questo stato di paura, farsi accompagnare sempre da qualcuno, far vedere insomma che tu non sei sola, che la vittima non è sola, per far sì che lo stalker venga meno questo piacere, no, di aver predato la vittima e quindi messa E all'angolo fatta reagire in un certo modo, e insomma, fatta quindi. reagire, quindi non dare corda allo stalker. E poi noi portiamo sempre, noi come centro di violenza diamo
consulenze psicologiche ma anche legali, chiaramente del tutto gratuite, ma poi la consapevolezza di fare la denuncia, perché solo poi le forze dell'ordine Esatto, infatti possono quella intervenire risulta. nei confronti di uno sconosciuto a identificarlo compiutamente e far sì che questo venga punito per il 612 bis codice penale, che è proprio il cosiddetto atti persecutori, il cosiddetto atti di stalker. Quindi tenere sempre le prove, insomma. Sì. Siamo giunti al termine, voi comunque raccogliete sempre delle adesioni, anche dei finanziamenti Sì, per dare una mano a poter fare... Chi vuole visitare il nostro sito troverà tutto, il nostro sito è www.centroantiviolenzalamagnolia.it oppure www.fondazioneferiolibo.it. Noi le nostre raccogliamo fondi e ci sosteniamo in particolar modo con il 5 per 1000, la donazione del 5 per 1000, e come iniziative del giorno 16 sono iniziative benefiche come il concerto di beneficenza che abbiamo fatto con la Katia Ricciarelli a San Donato di Piave. Perfetto, quindi è un aiuto anche per poter costruire anche altri angoli di paradiso, Sì, come che sono dei luoghi nascosti, sì, senza indirizzo, dei centri di accoglienza, o un camper, se non sbaglio, anche che avete acquistato sì, itinerante per itinerante per poter eventualmente dare soccorso immediato, fare insomma. soccorso immediato. Ecco, quindi tutto questo, oppure come volontariato per chi ha voglia di dedicarsi anche alle altre persone. Naturalmente qui stiamo parlando della zona San Donà, quindi Veneto orientale, Sì. per capire che anche qui ci sono dei punti di riferimento. Grazie a lei Presidente, grazie a voi di averci seguito e noi naturalmente ci troviamo prestissimo.